25 aprile tra festeggiamenti e polemiche a Mestre. Da un lato le molte celebrazioni in programma per la liberazione dal nazifascismo e per San Marco, patrono della città. Dall'altra le polemiche politiche che si sono registrate in questi giorni. Le manifestazioni principali si svolgeranno a Venezia in piazza San Marco alle 9:30 e in campo del Ghetto Nuovo alle 11:30 e a Mestre in piazza Ferretto alle 11. La Maina Bandiera nelle due piazze alle 18:50 concluderà la giornata. Luogo simbolo è piazza Erminio Ferretto, partigiano trucidato dai nazifascisti nel 1944. Dalla fine della seconda guerra mondiale la piazza porta il suo nome e proprio la brigata Garibaldi a lui intitolata liberò la città dai nazisti prendendo il controllo della piazza. Questa piazza tra l'altro è dedicata a un partigiano. A un partigiano, esattamente, sì. Beh, dopo c'è anche da dire questo, che dopo il 25 aprile tutti sono diventati partigiani, però penso che questo fosse un partigiano vero. È una festa nazionale di San Marco, no? È giusto celebrarla. È giusto celebrarla. Anche la liberazione. Sì, è esattamente la liberazione, noi siamo un popolo libero ormai. Ben venga il 25 aprile. Sapete che è intitolata questa piazza Ferretto? So che si chiama Piazza Ferretto, ma io non sono di Mestre, quindi non... È comunque un partigiano. Bene, sono felice di essere qua allora. È la festa costituente, è la festa importante, è la festa del nostro paese. Le polemiche di questi giorni? Ridicole, onestamente. Vabbè, siamo vicini alle elezioni, quindi la gente si attacca a quello che può. Giusto festeggiarle? Beh sì, perché no? La Ci sono state molte polemiche in questi giorni. No, beh, la liberazione, anche San Marco, è giusto festeggiarli. E questa piazza sa a chi è dedicata? A Piazza Ferretto, sì, partigiano, certamente. È stata una svolta comunque, già si pensi, nella storia dell'Italia, per cui è stato il passaggio ovviamente da un regime dittatoriale, è stata la premessa della democrazia che bene o male stiamo vivendo da 70 anni. Giustamente sì, anche se purtroppo io ad esempio come giovane lavorerò comunque, quindi per me la festa sarà molto ridotta, però sicuramente trovo che per quel poco che vale penso che con le festività che ci sono sia giusto sfruttarle.